Sindaco Onesto, il territorio sta ripartendo per quanto riguarda il punto di vista infrastrutturale? Il Comune non ha mai chiuso, lavorando in smart working siamo sempre andati avanti nel lavorare, nel dare risposta ai nostri cittadini e quindi il primo obiettivo era quello di riaprire i cantieri o aprire i cantieri che non erano ancora stati aperti per ragioni oggettive di normativa. C'erano dei cantieri tipo quello di Via Pordelio che ha continuato senza soluzione di continuità e quindi siamo molto fieri di aver potuto garantire la continuazione di una grande opera. Oggi, un po' alla volta, adesso le gare stanno andando avanti, le situazioni stanno maturando. Piazzale Punta Sabbioni è uno dei nodi fondamentali e cruciali del nostro territorio, la porta d'acqua verso Venezia o la porta d'acqua a Cavallino Treporti, un luogo di passaggio, un luogo molto frequentato, in situazioni ovviamente di normalità, e oggi quindi per noi è importante cogliere questo momento di stop per proprio sistemare quello che è il piazzale, cioè l'asfaltatura, la sistemazione, l'arredo di questo luogo d'incontro, il luogo crocevia importante per il nostro territorio, porta d'acqua. Ovviamente è il primo step perché noi abbiamo in mente di riqualificare tutto il waterfront di lungomare Dante Alighieri del piazzale fino a Forte Vecchio Treporti e quindi il primo segnale di attenzione da oltre 50 anni dimenticato questo terminal e quindi noi vogliamo assolutamente cominciare da là. È il primo step, ne seguiranno molti altri. Una sicurezza anche per i cittadini e vedere che le attività proseguono, che niente si ferma. Assolutamente, noi vogliamo anche da questo punto di vista esserci, tant'è che stiamo anche aspettando di dare il via a Via della Fonte, che è un'altra opera attesa da oltre 7 o 8 anni dal nostro territorio e siamo in procinto anche di iniziare quel percorso lì.